A 7 mesi dall'inizio dell'emergenza Covid, le persone colpite dal virus sono per il 51% donne e per più di metà dei casi, 57%, nella fascia dell'età adulta, ovvero tra i 25 e i 64 anni. La situazione è molto diversa per quanto riguarda i ricoveri. Il 57% sono maschi e quasi 2/3 hanno più di 65 anni. Negli ospedali veneti si avvicina velocemente la soglia dei 900 ricoveri e delle 100 terapie intensive. Il presidente della regione ribadisce un concetto in modo perentorio. Il problema del Covid oggi in Veneto è uno solo, che dobbiamo liberare letti di ospedale per malati che altrimenti avrebbero messo a repentaglio la loro vita se non li curiamo. Le curve dei grafici stanno risalendo e, anche se non siamo ai livelli della scorsa primavera, è bene non abbassare la guardia, limitando, ad esempio, gli accessi al pronto soccorso. Abbiamo un sacco di accessi al PS, cioè pronto soccorso, in autonomia. Cioè vuol dire che abbiamo pazienti che magari ossigenano male, che magari gli manca un po' il fiato, eccetera, che arrivano in autonomia, vanno al collasso di pronto soccorso. Uno che mi ascolta dice: ma ora cosa dobbiamo fare? Cercate di fare in modo di essere collaborativi, a nessuno verrà negate le cure, non ci sarà nessuno che avrà le cure negate, però chiamate il vostro medico. Entro 2 giorni sarà stabilito un protocollo con i medici della FIMG che hanno firmato l'accordo col governo per fare personalmente i tamponi. In Veneto sono 2.000 sui 3.150 presenti. Se ogni medico cura il suo gruppo di pazienti, tutti assieme costruiamo l'alveare. Pensate che 2000 medici, se fanno 5 tamponi al giorno, fanno 10.000 tamponi. Prima di arrivare al tampone è necessaria la prevenzione, con l'unico mezzo oggi disponibile. Non è che funziona che noi ci occupiamo degli ospedali e il cittadino va via con la mascherina così. Così potete lasciarla a casa la mascherina, non serve a niente, a niente.